Sembrava che la vicenda tra Carlsen e Niemann fosse finita, ma non è così. Ecco un'altra novità. Sembra che Magnus Carlsen sia stato multato con una multa di 10.000 euro per aver abbandonato il torneo di St. Louis, dove aveva perso contro Niemann. Vediamo cosa è successo. A Carlsen erano stati mossi 4 capi di imputazione, ma sembra che la multa si riferisca soltanto all'ultimo di essi. Vediamo quindi cos'è successo. Allora, diciamo che nel 2022, durante la Sinquefield Cup, Carlsen si era ritirato dal torneo senza una valida ragione. E diciamo che c'era stato anche un processo civile dove c'è stato un accordo stragiudiziale, un accordo extragiudiziale tra Niemann e Carlsen e chess.com anche, dove probabilmente a Niemann sono stati pagati moltissimi soldi, e quindi questo procedimento disciplinare era stato sospeso fino ad arrivare alla fine della disputa del processo civile. E diciamo che era stato accusato Carlsen era stato fatto un report dove non ci sono state prove che Niemann avesse barato over the board a scacchiera negli ultimi 3 anni, e quindi è stato mosso a Carlsen, diciamo, il capo di imputazione di aver mosso accuse in modo infondato, chiaramente infondato, contro una persona per discreditarla. Allora Carlsen è stato dichiarato innocente di questo capo d'accusa perché sembra che la confessione di Niemann di aver barato su chess.com possa far sorgere un ragionevole dubbio sul fatto che magari avesse barato da qualche parte, no? E quindi l'accusa, anche se non sta in piedi, non è stata, secondo il processo disciplinare, totalmente falsa e infondata. Quindi siamo in un punto intermedio dove Niemann può essere innocente, ma Carlsen avrebbe potuto dubitare del fatto che Niemann non barasse. Per quanto riguarda i danni alla reputazione della federazione internazionale, Carlsen è stato considerato non colpevole perché diciamo che la parte che avrebbe subito l'offesa sarebbe stata Niemann, e Niemann è già stato ampiamente lautamente rimborsato nel processo civile, no? E quindi diciamo che non c'erano altre parti offese, e anche diciamo il tentativo di danneggiare l'onore di Niemann non è stato un capo di imputazione che ha visto la colpevolezza di Carlsen, perché il ragionamento è stato che magari Carlsen pensava davvero che barasse, che quindi non aveva lanciato accuse in malafede. Però diciamo che in un evento così importante come St. Louis, che poi qua ovviamente l'articolo continua a spiegare, no? Alcuni ragionamenti della decisione che però abbiamo già riassunto. Comunque diciamo che il punto è che la multa dei 10.000 euro è sopraggiunta perché in un torneo così importante, essendo Carlsen, credo che all'epoca, non so se era ancora campione del mondo o no, sì, era ancora campione del mondo, era il numero uno del mondo. Un giocatore così importante non può ritirarsi così da un torneo senza nessuna motivazione valida, perché il ragionamento è stato che molti potrebbero imitarne l'esempio e abbandonare i tornei senza ragione, che anziché protestare ritirandosi dal torneo perché pensava che l'avversario avesse varato contro di lui, avrebbe dovuto seguire i protocolli, le procedure e continuare a giocare senza appunto
abbandonare una competizione così importante. Quindi, ok, adesso vediamo se Carlsen pagherà questi 10.000 euro oppure se diciamo che se ricorrerà in appello contro la decisione e ha 21 giorni per farlo. Diciamo che probabilmente 10.000 euro sembrano tanti per le persone normali, per Carlsen potrebbe non essere altro che l'equivalente di una multa per eccesso di velocità, c'è una bazzecola perché probabilmente anche solo per l'ingaggio, no? Per giocare un torneo come St. Louis o qualunque torneo è ampiamente superiore ai 10.000 euro, quindi vediamo se questa decisione ha posto la parola fine alla questione, alla vicenda tra Carlsen e Niemann, che è già stata risolta dal punto di vista civile, ora anche dal punto di vista disciplinare, e appunto vediamo se dopo il pagamento di questa multa i giocatori torneranno appunto a concentrarsi sugli scacchi e a migliorare, li vedremo giocare presto in altri tornei, anche l'uno contro l'altro, sia over the board sia online.